Longarone, 9 ottobre 1963, da 62 lunghi anni. Mi chiamo Renza e ho 10 anni. Sono in un posto bellissimo, sospeso tra la terra e il cielo, e non so come ci sono arrivata. Sono nata a Longarone nel 1953, un paesetto tranquillo fatto di inverni innevati ed estati miti. Una vallata pianeggiante ai piedi di monti maestosi, lambita dalle acque tranquille della Piave. Lì sembrava di stare in un luogo lontano, sconosciuto dal resto del mondo, finché dei signori di città non si sono accorti delle nostre montagne. Quando hanno visto che si fronteggiavano, hanno pensato di unirle costruendo un'opera mostruosa in cemento. Un capolavoro di ingegneria, dicevano. Volevano creare un grande lago profondo, riempiendo quel vuoto di tanta acqua, un'acqua spaventosa. E lo hanno fatto senza nemmeno chiedere il permesso alle montagne, non curanti del fatto che non fossero d'accordo. Noi abbiamo provato a dirglielo a quei signori. Noi avevamo parlato con le montagne. Loro ci avevano spiegato che ai loro piedi non ce la volevano l'acqua. Ci avevano implorato. Diteglielo a quei signori, non fateci del male, non reggeremo. La nostra sofferenza sarà la vostra fine. Ditelo a quei signori. Per 6 anni la montagna ha pianto, ha sofferto, ha cercato con tutte le sue forze di resistere, ma poi non ce l'ha più fatta. Quella sera la vecchia ferita si è riaperta e così, stremata dall'immane fatica, soffocata dal dolore, la montagna ha ceduto di colpo, collassando nelle gelide acque di quel lago oscuro e senza nome. L'acqua non sapeva, non voleva, ma quando la montagna è svenuta, lei è stata lanciata in alto e poi è precipitata. Ha provato con tutte le sue forze, nell'estremo tentativo di fermarsi, a frenare la sua corsa impazzita. Si è aggrappata agli alberi, alle valli, alle pareti di terra e roccia, alle case, a tutto ciò che ha incontrato. Ma a nulla è valso quel tentativo disperato. Il suo sforzo ha trascinato via tutto: alberi, muri, case, auto, animali, persone. In un attimo, tra quel tuono assordante, è entrata in casa mia. Io dormivo al caldo sul mio lettino. Mi ha afferrata con la sua forza gelida, mi ha colpita con la sua massa pesante, mi ha sollevata, mi ha sbattuta tra i muri, i tronchi, le pietre. Ha gridato: «Perdonami, ti prego!» Ma intanto quello schiaffo ha colpito il mio corpicino minuto. Mi sembrava di esplodere in 1000 pezzi. Non sono nemmeno riuscita a chiamare la mia mamma per salutarla prima di essere portata via. Ero senza fiato, senza voce, senza corpo, senza vita. Poi non ricordo nient'altro, ma dicono che mi ha portata lontana chilometri da casa mia. Oggi sono in questo luogo di pace. Sento le campane della chiesetta qui a fianco che suonano. Ho imparato a conoscere quel suono amico. Vedo da lontano il corso del fiume laggiù ed i suoi rigoli d'acqua che scorrono lenti verso il mare sembrano lacrime eterne, senza tempo, versate per non essere state capaci di non colpire. Non è stata colpa sua. Qui ci sono persone che passano a trovarmi e ogni 9 ottobre 1963 mi portano un fiore che profuma come i fiori dei miei prati. Chiudo gli occhi e ricordo bene quel profumo. Mi chiamo Renza. Da 62 lunghi anni ho 10 anni e sono sospesa in un posto bellissimo tra il cielo e la terra. Non so come ci sono arrivata, ma so che da qui non me ne andrò più. Valdobbiadene, 9 ottobre 2025.